Parte con la scossa l'adunata triveneta degli alpini di Tolmezzo. Il sisma, valutato dal 4° grado della scala Richter, è durato pochi ma intensi secondi. Alle 15:50 la terra ha tremato, sorprendendo tutti, ma non le strutture che dopo la devastazione del 6 maggio del 1976 sono tutte antisismiche. E sono bastati pochi secondi per risvegliare tra la gente di Tolmezzo il ricordo di oltre 40 anni fa. Adesso siete uscite tutte per il terremoto. Certo. Ma cosa avete sentito? Per me era sussultorio, anche abbastanza forte. Stavamo preparando dolci per la festa degli alpini. Stavamo lavorando e lui è arrivato. Ci siamo abbracciati e dopo abbiamo detto, oh, scendiamo 15 minuti. E allora aspettiamo che passino i 15 minuti e torniamo su a lavorare. Prendiamo fiato. Così. Come c'è stato un attimo di... Panico sì, sul momento, perché uno non sa come comportarsi, lì rimane bloccato, ma poi la paura ti fa scappare per forza. I ricordi riaffiorano. Sì. Residenti che comunque non si abituano alla terra che trema, ma soprattutto tanti alpini che con le famiglie sono arrivati per la 3 giorni alpina. Da dove venite? Da Treviso. Sentito il terremoto? Eh sì, infatti 5 minuti fa, 10, mamma mia, è la prima volta che sento un terremoto. Con uno scoppio È una cosa incredibile, veramente. E la gente qua ha preso paura, veramente. Sì. È stata Però c'è una differenza rispetto al 76, qua è tutto antisismico. No, non ho sentito in quelle, perché non ero qua a Fahrenheit, ero a Thai. Però come la prima volta sentendo uno scoppio mi sembrava che fosse magari non so, un camion che avesse battuto su un muro o qualcosa, veramente sono stato un po' impressionato. Un sisma che non ha fatto danni e che non ha rovinato la festa, semmai ha ricordato come proprio gli alpini siano stati anche qui i primi a portare soccorso alla popolazione.